Ciao a tutti, sono Eric Umberto Pretto. I brani che vi leggerò di seguito sono tratti dal mio primo libro, dal titolo La storia degli uomini senza paura, memorie di un alpin della Seconda Guerra Mondiale. Buon ascolto. Gli ammissi della cugina. Mi ricordo che un dì, a ieri insieme con Rino Zanetti, da Valli. A dire il vero si chiamava Carlo Zanetti, ma tutti lo chiamava Rino o anche il Maule. So che avevamo appena fatto la polenta. In quei giorni il caporal maggiore Vanzetto non già mia al suo posto, in cucina, perché si aveva là. Sicché gli aveva malà il mio amico Angelo, sa che aveva bisogno della mano. Ciò, l'ora che godito il Maule, Rino, dai che nemo catare Angelo, lei è di servizio in cucina. Sì, venni un camì. Sì che siamo andati. E appena che abbiamo visto Angelo, che abbiamo detto: Angelo, lo sai tu che abbiamo fatto la polenta? Ma mangiare polenta e polenta, te sei, non se mia tanto gusto. Se per caso te avessi avanzata una grossa di qualcosa, non può darsi tu mia darnela. Sì, non stai avere in mente, qualcosa che temo, il gadito lui. Mi intanto che ho visto che era una bella pezza di formaggio grana, lì vicino. Lei era quasi intera. Allora guardai che ho detto: beh, te può darsi darne un tocchettello di questa, o no, Angelo? Insomma, che è nata via una bella fetela, finché gli altri lo guardavano pensierosi. Beh, ma cosa si dovrà aspettare adesso? E nega di mandà. Che te ne dici quale toccotore, Angelo? E allora il gatratto sui bracci, ridendo sconsolà. Ah, anche quella che vorria, tutta una pezza volevi portarvi via, si matti, vi altri.